Conto di portare appunto diverse esperienze, ma soprattutto di essere aperto al confronto con i vari colleghi, perché so di entrare in un'azienda di grande prestigio e di grandi dimensioni dal punto di vista sia dei valori numerici sia dei valori professionali. Un'azienda grande per appunto i suoi quasi 10.000 dipendenti, i 6 ospedali che gestisce in una logica innovativa di hub and spoke, i 4 distretti del territorio, i 94 comuni di riferimento per il 1.000.000 di abitanti, di cittadini trevigiani che appunto risiedono sul territorio provinciale. Dal punto di vista dei valori professionali mi attendo, perché abbiamo già avuto modo con l'ingegner Bizzarri di verificarlo, un riscontro e un confronto quotidiano sia con l'area clinico-sanitaria, sociosanitaria e con l'area tecnica amministrativa, consapevole di trovare delle enormi professionalità che quotidianamente esprimono al meglio appunto le relative competenze. Anche di recente ho notato la scorsa settimana che è già stata data enfasi corretta anche a quella serie di interventi su quelle complessità ortiche che hanno dimostrato l'interrelazione tra i vari corpi della comunità professionale dell'azienda, le professioni sanitarie e le varie aree chirurgiche. Quindi cercheremo con l'intera area amministrativa, a partire dalla gestione e dallo sviluppo del personale, di supportare l'area clinica e auspico, e anzi sono certo, oserei dire che troveremo un equilibrio e una grande collaborazione soprattutto anche con le altre 2 direzioni strategiche della dottoressa De Carlo e della dottoressa Simona Sforzini. Ecco. Problemi di personale preoccupato, carenze si sa che ci sono in tutta Italia. Sì, il problema del personale è un problema purtroppo molto diffuso, che ha origini diverse e che pertanto non ha una sola soluzione. È un fenomeno che abbiamo osservato a tutte le latitudini e anche appunto nell'attuale realtà in cui al momento lavoro. C'è proprio una diversità di approccio verso i vari percorsi universitari, che sono il primo livello ovviamente di ingresso per poi acquisire il titolo e partecipare alle nostre procedure concorsuali pubbliche per l'impiego. Molti ragazzi e ragazze oggi non sono motivati dall'iniziare a percorrere questi percorsi di studi, al di là dell'area della medicina, che in alcune discipline soffre meno, ma che in altre è comunque in serie criticità, pari appunto delle figure delle professioni sanitarie. Anche nell'ambito tecnico-amministrativo il personale non abbonda. Cercheremo, come credo sia corretto, di fare prima un'analisi del reale fabbisogno delle varie strutture e poi, con gli spazi evidentemente piuttosto limitati, per carità, che abbiamo, cercheremo appunto di soddisfare i relativi fabbisogni con il corretto ordine di priorità. Ma le sfide però a lei piacciono perché corre le ultramaratone? Sì, le sfide mi piacciono, anche quella in effetti che mi vede, diciamo, alla partenza con martedì prossimo, il 1° settembre, la vivo come tale. Ripeto, è una realtà, quella trevigiana, che già avevo avuto modo di conoscere, seppur in passato e secondo un altro punto di osservazione, che era quello appunto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, dove ho avuto anche lì il privilegio di lavorare per 13 anni. È una realtà prestigiosa, ripeto, con valori numerici molto similari alla realtà che attualmente mi vede dipendente, e conto proprio in una logica di sfida anche di mettere a fuoco e a frutto quegli elementi che ho maturato negli anni rispetto anche a queste passioni extra lavorative, quindi di trasmettere l'entusiasmo e, come diceva il direttore in apertura, quel senso anche di resilienza che serve, perché i tempi sono comunque molto impegnativi, se non difficili, sotto molteplici punti di vista, anche in aziende molto strutturate e qualificate come quella appunto della Marca Trevigiana.